Bene, eccoci qua, tornati in studio, ultima parte di questa puntata di TV7 Match che dedichiamo all'attualità, alla sanità e in particolare ormai alla pandemia, alla ben nota pandemia, Ermanno, e alle vaccinazioni, la terza dose di vaccinazione. Il problema è molto semplice, non conosciamo il virus, cerchiamo di trovare le soluzioni, ovviamente le soluzioni sono tante, i tentativi sono molti, ci sono soluzioni più efficaci, abbiamo visto soluzioni meno efficaci, vedremo, e quindi stiamo sperimentando, non c'è niente di certo, perché il virus non ha il comportamento di un battero. I batteri hanno un comportamento molto più semplice, cioè il fegato crea le proteine, attacca il battero, lo ingloba, lo scioglie e poi ci saranno altre cellule che se lo digeriscono e poi viene espulso. Il virus ha un meccanismo un po' più complesso e più difficile e soprattutto non abbiamo mai avuto tanta esperienza con i virus e quindi siamo un po' indietro. Allora, dare certezza sulle cose. Una cosa è certa, che il vaccino serve. Il problema è si può fare meglio e questo, siccome la medicina non è una scienza esatta, si può sempre fare meglio. E questo è l'argomento che affronteremo questa sera. Certo, presento gli ospiti che ci accompagnano in questa parte della trasmissione. Il dottor Andrea Azzoli, grazie di essere qui con noi, referente del centro vaccinale del QAM, i Medici con l'Africa QAM di Padova. Grazie di essere qui con noi. Saluto il professor Giampiero Avruscio. Buonasera professor Avruscio, grazie anche a lei di essere qua, presidente dell'Associazione Nazionale Primari Ospedalieri di Padova, sezione di Padova. E buonasera anche al dottor Domenico Crisarà. Buonasera. Buonasera Crisarà, presidente dell'Ordine dei Medici di Padova e anche presidente dei medici di medicina generale, diciamo, del Veneto. Ecco, con voi allora cercheremo di aiutare anche i telespettatori a capire che cosa sta succedendo, perché effettivamente, Ermanno, dai vaccini ci si aspettava di più effettivamente quando sono stati presentati. Dai vaccini ci si può aspettare, siamo in una situazione di emergenza. Quindi le case farmaceutiche ritengo che abbiano fatto il possibile per creare un vaccino nel tempo più breve possibile. È chiaro che avendo tempo davanti si può sperimentare diversamente e si potranno ottenere sicuramente delle cose migliori. Ma nella situazione tragica in cui ci trovavamo, l'unica scelta che è stata fatta è stata una scelta giusta. Adesso però si propongono, cominciamo a sperimentarli questi vaccini, quindi scopriamo che questo vaccino, la prima dose va bene, la seconda migliora tutto, ma ha una decadenza. Ma questo avviene anche per i vaccini normali, quindi l'importante è adesso seguire la scienza. Certamente bisogna fare attenzione, perché siamo esseri umani e quindi diciamo qualche volta tra i vari scienziati c'è anche qualche birichino, ma diciamo che in linea di massima i risultati ci sono e quindi bisogna continuare in questa direzione. E con i nostri ospiti io vorrei cominciare con una sorta di provocazione, lo dico per scherzo. Rinasceremo, cioè è uno spot che ha fatto l'ospedale di Padova proprio per far capire, per coinvolgere le persone in questo fenomeno, in questa situazione molto difficile in cui si trova tutta l'umanità. Possiamo mandarlo in onda. Quando tutto sarà finito, torneremo a rivedere
la tempesta che ci travolge ci piega ma non ci spezzerà. Siamo nati per combattere la sorte, ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi. Questi giorni cambieranno i nostri giorni, Ma stavolta impareremo un po' di più. Abbracciati da cieli grandi, torneremo a fidarci di Dio. ma il silenzio si respira un'aria nuova. Ma mi fa paura questa mia città. Siamo nati per combattere la sorte, Ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi. Professor Giampiero Agruscio, cosa ha voluto, che linguaggio avete voluto dare alla... Guardi, questo è stato registrato durante il lockdown, quando insomma solo la sanità, diciamo, era accessibile, tutto era chiuso intorno. E ho voluto, con questo abbiamo voluto testimoniare, documentare e dare anche un messaggio, che fosse un messaggio proprio di speranza, che partisse proprio dal di dentro dell'ospedale. Come ha potuto vedere, venivano inquadrati proprio gli sguardi, no? Al di sopra delle mascherine, gli occhi, perché erano con quegli occhi che insomma volevamo testimoniare questo nostro lavoro e soprattutto dare un messaggio che partisse proprio da Padova, dove insomma Padova insomma c'è stata anche, abbiamo dato tutto quel contributo verso gli asintomatici, perché io ricordo che all'inizio, no, ci si concentrava solo sui sintomatici, quindi insomma Padova, il Veneto ha dato un grande contributo. E che partisse proprio da Padova questo messaggio da dare con questa meravigliosa canzone di Robby Facchinetti, che non solo mi ha dato la base musicale originale, ma ha voluto lasciare anche la sua voce nel coro. E la canzone poi è stata cantata proprio da operatori sanitari e mi sembrava che questo inno alla vita fosse proprio il sottofondo musicale ideale per trasmettere questo messaggio di speranza che partisse da Padova e raggiungesse anche un grazie anche a tutti gli operatori della sanità in tutti i ruoli che insomma si sono espressi e che ancora continuano a esprimersi in questa tragedia che insomma
ci ha accolti, insomma. Certo, grazie. Allora, adesso entriamo nell'argomento. Diciamo che l'argomento, per riuscire a condurre i nostri telespettatori verso il problema, bisogna che comprendano come funziona il vaccino. Perché il vaccino funziona, non è una mera invenzione. Che poi alcuni soggetti funzionano in una certa maniera piuttosto che un'altra, ma questo appartiene a tutti i vaccini e appartiene a tutti, diciamo, i farmaci. La reazione di ciascun organismo è leggermente differente una rispetto all'altra. E allora io chiederei il primo contributo perché vogliamo dimostrare, far vedere ai nostri telespettatori come funziona il vaccino quando viene inoculato, cosa succede nel nostro organismo, qual è stato il meccanismo che hanno inventato le case farmaceutiche per riuscire a creare la reazione anticorpale al virus. Quindi, contributo numero 1. Vediamo assieme come funzionano i vaccini genetici contro il coronavirus. Allora, questo è il coronavirus che abbiamo imparato a conoscere bene e sulla sua superficie ci sono le proteine spike, che sono i punti di ingresso del virus nella cellula. Ora immaginiamoci di aprire la particella virale ed estrarre il suo materiale genetico, che è una lunga fettuccia d'RNA. All'interno di questa una porzione contiene l'informazione specifica per la proteina spike. Noi questa informazione la possiamo convertire in DNA a doppio filamento e inserire all'interno di un cerchio di DNA chiamato plasmide. Questo trucco, questa operazione ci permette di poter replicare l'informazione genetica del spike a volontà e quindi generare tantissimi cerchietti di DNA che codificano per spike, che andremo a mettere in altrettanti tubicini e queste provette costituiranno il vaccino a DNA. Ma abbiamo altre alternative. Ripartiamo dal nostro plasmide modificato che contiene il materiale genetico per spike. Possiamo ritagliarlo da questo e inserire all'interno di un DNA più grande, che è il genoma di un vettore adenovirale, di un virus modificato e attenuato. Ora è reso incapace di replicarsi. Ora avremo questo DNA che potremo andare a inserire all'interno di una particella adenovirale, di un vettore adenovirale, che potremo replicare a volontà. E quindi replicando a volontà avremo di nuovo tante altre provette con vettori adenovirali. Questo è il vaccino con vettore adenovirale, per capirci quello di AstraZeneca, quello di Reithera, quello Sputnik, Johnson & Johnson e così via. Terza possibilità, ripartiamo dal plasmide. Dal plasmide possiamo ottenere di nuovo RNA per spike, ne potremo generare a volontà. Queste molecole di RNA le potremo poi andare a inserire all'interno di nanoparticelle, goccioline lipidiche, anche qui le potremo replicare a volontà e inserire all'interno di altre fiale. E questo è il vaccino dell'RNA. Per capirci, il vaccino più largamente in uso in questo momento in Italia, che è il vaccino Pfizer-BioNTech oppure quello Moderna. Allora a questo punto prendiamo la nostra siringa per l'iniezione del vaccino, ne preleviamo una piccola aliquota da questa fiala e andiamo a iniettare all'interno del muscolo deltoide del braccio. Le nanoparticelle verranno captate dalle cellule muscolari e produrranno proteina spike, indurranno la produzione di proteina spike, che poi migrerà nei vasi linfatici per arrivare ai linfonodi. Nei linfonodi ci sono delle cellule particolari che si chiamano cellule dendritiche che captano la proteina spike, la sminuzzano in pezzetti e questa informazione la forniscono ad altre cellule che sono i linfociti B, che sono aiutati anche dai linfociti T che non è rappresentato in questo filmato, e comunque questi linfociti B opportunamente istruiti maturano in plasmacellule, che sono delle cellule più grandi che producono gli anticorpi contro la proteina spike. Le plasmacellule possono rimanere nei linfonodi ma poi migrano anche nel midollo osseo.
le immunoglobuline, gli anticorpi prodotti vengono riversati nel sangue e si diffondono dappertutto, tra cui anche ai polmoni. Noi possiamo fare anche un'iniezione di richiamo che serve per aumentare ancora di più la produzione, stimolare il nostro sistema immunitario a produrre più anticorpi. Quando il virus entra nell'organismo e arriva ai polmoni, troverà grandi quantità di anticorpi contro la proteina spike che si legano alla proteina spike e bloccano l'entrata del virus nella cellula. Ora mettiamo di vaccinarci nel febbraio di quest'anno, proprio in questi giorni, passa il tempo, passa un anno, quello che succede è che la quantità di anticorpi si riduce, un meccanismo normale di contrazione della risposta immunitaria. Tuttavia il nuovo incontro con il virus, proprio basandosi sulla memoria immunologica, fa riaumentare un'altra volta la risposta. Lo stesso effetto lo possiamo avere anche con un richiamo effettuato dopo un anno. Ecco, allora abbiamo visto come si produce il vaccino, come si alimenta l'organismo, la risposta immunitaria e naturalmente a questo punto abbiamo anche capito perché è necessario il vaccino. Ci aiuta a capire meglio Andrea Azzori. Sì, grazie. No, il video era molto chiaro. Io quando si parla dei vaccini del Covid ci tengo a ricordare tutti che i vaccini vengono da tantissimi decenni di anni d'uso su tantissime malattie e pensiamo a quanto è stato importante un vaccino bellissimo nella sua storia come quello della polio. La polio è stata recentemente eradicata in Africa, o il vaiolo, o quante morti non avvengono perché siamo vaccinati da bambini per il morbillo, per esempio. Quindi vorrei ricordare che la storia del vaccino è una storia lunga. A volte si sente dire l'RNA come mai così veloce, è comparso, l'hanno fatto per soldi. In realtà i laboratori studiavano questa tecnologia da tantissimi anni perché è una tecnologia, quella dell'RNA, che può essere utile per altre patologie oltre ai virus. Chiaramente la BioNTech in Germania si è trovata in una situazione in cui aveva questa tecnologia, l'ha sperimentata su questo, appunto, la proteina spike, poi quella del Covid, ed è riuscita velocissimamente. Quindi io direi che è una storia di successo quella del vaccino durante la pandemia di Covid, a avere un vaccino utile con 2 dosi e a dare una risposta immunitaria. Questo è importantissimo e penso che quello che vediamo adesso, che abbiamo gli ospedali con meno pressione, abbiamo visto gli operatori sanitari. Ricordiamoci che all'inizio della pandemia abbiamo perso operatori sanitari per il Covid, sono stati infettati e sono morti al servizio della gente e oggi siamo qui a monitorare le rianimazioni, quindi i passi avanti io li vedo molto e sono positivi. Rimane il tema che il vaccino è uno strumento. Per quello strumento diventare realtà serve un grandissimo sforzo che abbiamo fatto in Italia, ma che dobbiamo fare in tutto il mondo per vaccinare. Avere il vaccino non vuol dire vaccinare. Vaccinare vuol dire avere gli operatori sanitari che, nonostante fanno i turni in ospedale, magari vanno nei centri vaccinali anche da volontari a vaccinare le persone, vuol dire farlo nei tempi giusti, vuol dire fare il booster, quindi serve anche una macchina logistica importante che raggiunga le persone, che le aiuti a comprendere l'importanza del vaccino e che ne faccia di vaccino una vaccinazione. In Italia io direi che stiamo anche andando molto bene, io mi occupo di relazioni internazionali oltre al centro vaccinale di Rubano per il QAM e voglio ricordare quanto, mentre qui si parla di dose booster, e poi concludo, siamo ancora alla prima dose in tantissimi paesi africani dove meno del 5% della popolazione ha ricevuto la prima dose. Ho capito. Allora, stiamo facendo un percorso contro il virus, ma per esempio, adesso esco un attimo dall'argomento specifico, questi sistemi vengono anche utilizzati come ricerca contro il cancro. Giusto? Sì. Professore? Sono, come diceva prima il dottore, sono tecnologie che si stanno sviluppando anche nel campo della terapia oncologica. Questi famosi farmaci anticancro personalizzati si basano proprio sulla tecnologia ad RNA. Sì. Quindi, voglio dire, è come aver inventato l'automobile e poi si fa il modello che serve per muoversi,
quindi quello per portare le persone, quello per portare le merci, quello anche per correre le gare di Formula 1. Il concetto fondamentale è già stato sviluppato. Infatti su questa storia, allora, intanto pensavo, guardando il filmato, che è riuscito a semplificare un processo molto complicato e voglio dire, mi faceva piacere perché anche io da operatore sanitario ho fatto un ripassino di quello che avevo studiato, per cui voglio dire, non è facile capire come funziona per poi poter criticare, giudicare, confrontarsi, no? Certo. È una cosa molto complicata, ma a parte questo è esattamente quello che diceva prima il dottore, che il mondo va avanti nelle sue tecnologie, perché poi non si capisce, perché non ci si meraviglia che 30 anni fa per andare da Padova a Roma ci volevano 6 ore di treno, adesso ci si va in 3 ore. Certo. Cioè, il Frecciarossa è un figlio della tecnologia. All'epoca, quando ero ragazzo io, il massimo era il Settebello, che era anche un po', come dire, si poteva fraintendere. Esagerato. Col Settebello. Per cui, voglio dire, è chiaro che il mondo, la tecnologia va avanti. E la cosa grandiosa di questo periodo è stato che è una malattia totalmente sconosciuta, di cui continuiamo ancora a disconoscere la sua storia, la sua storia naturale, i suoi effetti, i suoi cambiamenti, la sua origine su cui si continua a discutere, ma non vogliamo fare cose proprio perché il salto di specie è un fatto naturale. Insomma, non tanto tempo fa, 100 anni fa, morirono più di 20 milioni di persone di Spagnola, 50 milioni, sì. E la cosa durò per oltre, mi pare, 4 anni. Sì. Solo quando la popolazione, che non fu sterminata, riuscì ad adattare il suo sistema immunitario a quella cosa, si è adeguati. Bisogna tra l'altro riuscire a far capire con esempi semplici che fino alla fine del Settecento, quindi primi dell'Ottocento, quindi non 20 secoli fa, la vita media della gente in Europa era di 35 anni. Certo. Dagli inizi dell'Ottocento ad oggi, con la potabilizzazione dell'acqua, l'introduzione dei vaccini e gli antibiotici, ad oggi la vita è aumentata a 80 e passa anni, cioè noi in 2 secoli abbiamo recuperato 55 anni di sopravvivenza, di vita. Sì. Sono dei risultati immensi che non possono essere banalizzati e non possono essere come dire, messi alla berlina e al giudizio soltanto perché, come diceva Umberto Eco, lo scemo del paese non parla più in osteria con la cosa, ma parla su internet. E quando tu metti insieme 20 scemi del paese, è una brutta espressione, ma è l'espressione che ho usato all'epoca, diventa un problema sociale e quindi anche tutta questa, e si vede quello che si diceva prima della scienza che va avanti. Siamo a oggi alla introduzione di una terapia precoce per bocca contro il virus. Tutto questo nel giro di poco meno di un anno. E questo grazie alla tecnologia che l'umanità ha raggiunto. E quindi non attraverso speculazioni o altro. Quindi, come anche diceva lei, i sistemi corrono, la scienza va avanti e si arma
di strumenti per affrontare queste cose su scala planetaria. Il problema è che è un problema planetario e deve essere risolto su tutto il pianeta e non in aree. Certo. Ricordiamo anche che i virus poi sopravvivono. Certo. E sopravvivono per molto tempo, soprattutto in condizioni climatiche diverse. Lei mi ha offerto la possibilità di parlare appunto della spagnola. Quando ci fu la prima guerra del Golfo, gli americani si preoccuparono, perché naturalmente si parlava di armi di distruzione di massa e sembrava che Saddam Hussein avesse la chiave di questo sistema, in realtà non ce l'aveva. E furono ricercati cimiteri oltre il circolo polare artico, perché sono andati a riesumare i cadaveri sepolti e mantenuti a una temperatura molto bassa, perché temevano che qualcuno andasse a prelevare i virus che potevano essere sopravvissuti, latenti, e potevano poi essere utilizzati anche ulteriormente per costruire delle armi di distruzione di massa. Naturalmente questo non si è mai saputo cosa fecero di questa operazione, ma era una preoccupazione. Come si estinse la spagnola, questo è un grande mistero, perché probabilmente si sono create delle situazioni dove io credo che ci fosse anche un fattore che poi viene ripercorso in altri secoli precedenti, cioè durante la prima guerra mondiale l'alimentazione era talmente bassa e talmente improbabile, cioè la gente sopravviveva, per cui un virus come la spagnola, che sicuramente era terribile, diventava estremamente contagioso ed estremamente pericoloso. Invece poi, quando è tornata una normalità nell'alimentazione, ma questo l'abbiamo visto, per esempio, io ho una serie di libri, ho studiato questo fenomeno, la scoperta dell'America. Cioè quando la nuova alimentazione, che vuol dire il mais, vuol dire i pomodori, vuol dire la zucca per esempio, no? Tutte quelle alimentazioni che vengono dagli Stati Uniti, dall'America, non gli Stati Uniti, dalle Americhe, e che consentano alla gente di sopravvivere all'inverno. Perché abbiamo visto Halloween, il significato di Halloween, adesso ce la farò arrivare a primavera? Ecco, questo era il concetto ovviamente del Medioevo. Con l'arrivo dei nuovi alimenti è cambiato tutto e quindi l'organismo umano, alimentato in maniera corretta, riesce anche a reagire e superare determinate patologie. Allora, però, entriamo nel secondo contributo. C'è il professor Grisanti che ci racconterà alcune cose su cui poi noi discuteremo. Certo. La dinamica della trasmissione dipende fondamentalmente da due fattori, dal numero di persone protette, va bene? E chiaramente dalla durata della protezione. Ora, il numero di persone protette non coincide con il numero di persone vaccinate, per una semplice ragione che non tutte le persone vaccinate sono protette, e poi abbiamo imparato che dopo 6 mesi la protezione diminuisce in modo importante. Ora, diminuisce in modo importante principalmente sull'aspetto della trasmissione, cioè una persona vaccinata è protetta dall'infezione e non trasmette per il 95%, dopo 6 mesi questa protezione cala al 40%, quindi praticamente a livelli negligibili, quasi irrisori. Viceversa, la protezione contro le complicazioni gravi della malattia calano dal 90% al 65%, quindi dopo 6 mesi sono ancora importanti. Ecco, quindi questo non significa che non bisogna vaccinarsi e possibilmente a secondo dell'obiettivo che vogliamo raggiungere bisogna fare la terza dose. Significa che se vogliamo proteggere i fragili, gli oncologici, gli anziani, bisogna selettivamente fare la terza dose a queste persone. Se vogliamo viceversa mantenere la trasmissione bassa, la terza dose la dobbiamo fare tutti. Ecco, professor Abruscio, a questo punto cosa abbiamo capito? Che il vaccino si comporta in 2 maniere diverse, come difesa, ma anche impedisce la trasmissione. Però nell'impedire la trasmissione è un po' meno efficace. Diciamo che il vaccino ha dimostrato intanto efficacia e sicurezza,
però rimane, secondo me, sono due i problemi che rimangono. Uno, che non abbiamo ancora capito, e parlo non a livello medico, a livello nostro, ma parlo a livello proprio dei governi di tutti i paesi. Non abbiamo capito che bisogna affrontarlo in una maniera univoca, perché ogni paese, abbiamo visto già dall'inizio e ancora adesso, l'affronta in una maniera completamente diversa. La vaccinazione è più efficace quando io la faccio anche in un certo periodo di tempo. Mi spiego, noi che come sanitari abbiamo fatto la vaccinazione a gennaio, febbraio, con la seconda dose, è chiaro che adesso se non facciamo la terza dose siamo scoperti, no? Perché è passato del tempo, ma c'è gente, per noi siamo stati obbligati a farlo, ma c'è gente che l'ha fatta a maggio, l'ha fatta a giugno, insomma, voglio dire, perché? Perché non è facile vaccinare milioni di persone. Poi con tutta la confusione anche che c'è stata di informazione e disinformazione, parlando anche, sottolineando anche il nostro collega dottor Google, che sembra che insomma abbia avuto un grande successo, senza pensare poi a quei paesi in cui effettivamente la vaccinazione è ancora al 5%. Quindi il grande problema non è tanto il discorso del vaccino in sé, ma proprio i nostri comportamenti nei confronti di questa arma che noi abbiamo. È l'unica arma. Io ricordo che durante il lockdown, giustamente si ricordava, insomma, i nostri colleghi sono deceduti, infermieri, medici, hanno lasciato la loro vita accanto ai loro pazienti. Adesso questo non si verifica, cosa vogliamo andare ancora a cercare? Eppure li abbiamo in rianimazione ancora, non è che non ci sono i morti, però il contagio tra gli operatori, cioè tra quelli che vivono in trincea, insomma non ci sono più questi. E allora secondo me bisogna fare uno sforzo, perché vede, questo virus ci ha insegnato una cosa, noi sanitari almeno ne abbiamo ben coscienza, è una particella invisibile, cioè nessuno la vede, ha messo in crisi, in ginocchio le più grandi potenze mondiali, altro che bomba atomica, bomba H, bomba... Cioè è incredibile, eppure non abbiamo imparato che questa non conosce né colore di pelle, né frontiere, né muri. Eppure il modo di affrontarlo è completamente diverso. Ecco, è questo che manca questa coscienza proprio mondiale. E allora, lei dice le aziende farmaceutiche, i medici, i bioingegneri hanno fatto questi miracoli, c'è questo miracolo della tecnologia, utilizziamolo, ma utilizziamolo con intelligenza. È questo che un po' manca, secondo me, questa maturità proprio a livello anche governativo di tutti quanti i paesi. Quindi vale il principio di Confucio, fai agli altri quel che vorresti fosse fatto a te. Prego, professore. Beh, è un principio bellissimo, è il principio dell'equità. Sarebbe bello che tutto il mondo avesse lo stesso tipo di accesso alla medicina, non solo al vaccino, ma adesso parlando del vaccino Covid. La pandemia è un'epidemia globale, a un problema globale la risposta può essere, penso, solo globale. È vero che era la prima volta dalla spagnola che c'era questo tipo di pandemia ed ogni paese, nel bene e nel male, ha cercato di fare qualcosa. Cito ad esempio la situazione dell'Europa, che è molto particolare, dove noi veramente in Italia stiamo spingendo per la terza dose ai fragili, siamo arrivati a 60 anni, si parla già, appunto, come diceva il professor Crisanti, di strategie di contenimento della diffusione grazie a queste continue vaccinazioni. Ma la Bulgaria, ad esempio, che ha avuto un approccio completamente diverso, oggi è il paese dell'Europa con più casi e ancora morti, e la Bulgaria è a 2 passi da noi, ecco, quindi pandemia globale vuol dire veramente, come si diceva, il virus è invisibile, non vede razza, ma non vede modalità di trasporto. Una grande differenza tra la spagnola e oggi è che oggi il mondo è globalizzato. Quindi da Wuhan in Italia e poi dall'Italia al mondo, anche se la trasmissione non è ancora stata capita come sia successo, è arrivato ovunque. Ovunque. Noi abbiamo visto delle zone rurali dell'Africa dove se si va a fare i tamponi si trova il Covid. È incredibile quanto sia entrato, una volta fatto il salto di specie, a livello di qualsiasi comunità in tutto il mondo.
E qui però c'è stata poi la risposta delle comunità, c'è state comunità, e non parlo sempre dell'Africa, vediamo gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti è una società abbastanza divisa fra il modo di affrontare le problematiche, vediamo come hanno grandi fasce della popolazione che non si vaccinano e hanno casi e hanno ancora mortalità in un sistema sanitario che è molto diverso dal nostro, il nostro certo. È molto più accessibile, diciamo. Quindi concordo pienamente che la coscienza deve essere globale, e poi c'è un grande problema che è difficile spiegare alle persone il vaccino RNA. Anche se io parlo con mia mamma, penso che sono in difficoltà a farle capire che cos'è un vaccino RNA, per quello che secondo me bisogna creare più informazione, più cultura intorno a veramente cos'è il vaccino, perché tutti, mia mamma si ricorda di essere stata vaccinata per il vaiolo. Sì, certo. Quindi serve tanta cultura e tanta informazione. Certo. Allora ci fermiamo un attimo perché abbiamo la nostra pubblicità e poi torniamo e continuiamo sempre col professor Crisanti.